Lunedì 24 novembre, eccoci qua, buongiorno Sicilia, siamo alla vigilia della giornata internazionale contro le violenze sulla donna e a Catania ci sarà un convegno, noi avremo degli ospiti della Polizia di Stato e dell'Ordine degli Avvocati. Parleremo del corso di teatro che si tiene nel carcere per minori a Bicocca a Catania e ancora in un libro la storia di un giovane santo, Pier Giorgio Frassati. Ma cominciamo con le notizie della cronaca, innanzitutto l'appello di Andrea Papale, un uomo originario di Caltagirone che è stato bloccato in Iran da oltre 20 giorni con la figlia di 4 anni, anche lei cittadina italiana, tutto questo perché la madre è fuggita via con i documenti della bambina. Ecco l'appello dell'uomo che dice fate qualcosa perché siamo anche senza risorse economiche. Sono Andrea Papale, padre di Flora, sono cittadino italiano bloccato in Iran. Praticamente mi trovo qui da 21 giorni, sono venuto a visitare mia figlia come regolarmente faccio. C'è una separazione in corso con la madre italo-iraniana che ha portato la bambina qui in Iran illegalmente 2 anni fa. Regolarmente vengo a visitare mia figlia, questa volta la mamma è scomparsa circa 10 giorni fa. Le autorità italiane consolari mi hanno aiutato a rintracciare la madre che è a Londra nella nostra casa e sarà lì ancora per 2 settimane. Però la famiglia di mia moglie ha sequestrato i documenti di mia figlia, quindi non ho nessun passaporto né britannico né italiano della bambina e le autorità consolari italiane non vogliono rilasciarmi un documento di viaggio per mia figlia perché la madre telefonicamente non dà il consenso. Chiedo allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. Mia figlia ha il diritto sacrosanto di tornare in Italia e di essere protetta. Qui abbiamo finito i soldi, non abbiamo più dove stare, non abbiamo accesso a cure mediche d'emergenza. Se ha bisogno di un dottore mia figlia siamo per strada, abbiamo veramente bisogno di aiuto con questo sequestro dei documenti e l'assenza della madre. Sentiamo con il nostro Luca Siliberti che anche oggi, come ogni lunedì, curerà la rassegna stampa. Cosa dicono i quotidiani oggi? Buongiorno Michele, allora oggi questa è una storia, insomma ne abbiamo sentite tante, questa riguarda però i protagonisti appunto siciliani. Allora la storia è questa, il padre e la figlia intrappolati in Iran, la troviamo sulla Sicilia, ieri gli avvocati hanno diffuso insomma questo appello agli organi di informazione proprio per diciamo, aiutare queste persone a ritornare in patria, proprio perché la madre ha preso i passaporti, quindi senza passaporti non si può viaggiare, in questo caso dovrà intervenire appunto l'ambasciata italiana. I genitori della bambina si sono separati da 2 anni, abbiamo chiesto all'ambasciata di rilasciare un documento provvisorio di viaggio per il rimpatrio. Il caso è seguito anche dalla Farnesina che dice lavoriamo per un'intesa. La testimonianza dice sono in Iran da 21 giorni, dice questo padre nel video appello disperato, la bambina, la separazione insomma con la madre che aveva portato la bambina in Iran 2 anni fa è andata regolarmente, 10 giorni fa la madre è scomparsa, le autorità italiane e consolari mi hanno aiutato a rintracciarla, è a Londra nella nostra vecchia casa e starà lì ancora per 2 settimane. La famiglia di mia moglie ha spiegato, ha trattenuto i documenti di mia figlia, quindi non ho nessun passaporto né italiano né britannico e le autorità consolari italiane non vogliono rilasciarmi un documento di viaggio per mia figlia perché la madre telefonicamente non presta il consenso. Cioè diciamo non è una storia di quelle che racconta la fuga, no? di una madre con i passaporti eccetera, è solamente una questione appunto che riguarda la burocrazia, i documenti. Comunque con una madre che diciamo si mette di traverso perché sì, appunto vorrebbe in ogni caso trattenere la figlia a sé. Speriamo che qualcuno naturalmente dalle ambasciate e dai consolati intervenga più presto e consenta a questa bambina con il papà di fare... Sì, soprattutto nell'interesse appunto della piccola, ecco questo è... Giustissimo Luca. Nuovo grave fatto di violenza a Palermo, il branco ha aggredito un gruppo di giovani che erano sugli skate nel quartiere Bonagia,
un signore che era lì, un avvocato che passava da quelle parti, è finito con il naso rotto e questa è la testimonianza che documenta questo ennesimo fatto di violenza a Palermo. Questo è il parco di Palermo, Bonagia, e questo è quello che succede. Oh, mica poi. Non lo toccate, cazzo! Erano andati a vedere quella che dovrebbe diventare la loro struttura di riferimento in città, lo skate park di Bonagia, che dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2025, ma sono stati circondati da un branco di violenti, un gruppo di 6-7 ragazzini che li hanno picchiati e hanno rotto il naso a uno skater. Questa la testimonianza del 36enne skater picchiato selvaggiamente. Siamo stati avvicinati, io e un gruppo di amici, con noi c'era pure una ragazza, da un branco di 6-7 ragazzi che cercavano la rissa. Quindi hanno provato in tutti i modi, insultandoci, tirandoci dei sassi, ad ottenere quello per cui erano venuti. È scattata una vera e propria euforia, questi ragazzi hanno cominciato a colpirci, hanno colpito più volte anche questa ragazza e io ho riportato una frattura scomposta delle ossa nasali. Dopo la fuga del branco, gli skater ancora sotto shock hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia e di un'ambulanza per soccorrere il 36enne che è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato per 2 giorni prima di essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. Noi siamo stati relativamente fortunati perché poteva andare peggio, questi ragazzi potevano avere un coltello addosso. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi, perché oltre al trauma fisico potrebbe esserci stato anche un grave trauma psicologico che si sarebbe trascinato per tutta la vita. Per modo di dire, naturalmente bisognerebbe che a Palermo episodi del genere non accadessero più e invece purtroppo accadono quasi tutti i giorni. Passiamo all'attualità politica. Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, in Sicilia per la manifestazione organizzata in piazza dalle opposizioni al governo Schifani. Scusate, Manlio Viola. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte fino all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi eurodeputato di AVS, tutti in piazza a inscenare un sit-in sotto il murales che raffigura Falcone e Borsellino di fronte al porticolo turistico della Cala a Palermo. Una protesta contro il governo della regione al quale viene chiesto di farsi da parte dopo il diffondersi di notizie sulle indagini che riguardano vari esponenti della maggioranza, da quello che è stato definito il sistema Cuffaro alle accuse di corruzione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia come l'assessore al turismo Elvira Amata. Ecco, io mi chiedo, di fronte anche a esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto ancora una volta Cuffaro, di fronte a esponenti della Lega anche coinvolti in questi scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica, si è impegnata in politica per l'esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e di corruzione e far finta di nulla? Che vadano a casa. In poco meno di 200 hanno protestato, fra di loro 23 deputati di opposizione a Sala d'Ercole, dunque PD, 5 Stelle e Ismaele Della Vardera, ma anche i rappresentanti delle segreterie dei partiti, della sinistra alternativa non rappresentata all'Ars, militanti e simpatizzanti. Una manifestazione a supporto di una mozione di sfiducia che, in forza dei 23 voti su cui conta l'opposizione, non ha possibilità di passare. Se anche i deputati Sud chiamano Nord la votassero, mancherebbero all'appello ancora almeno 10 voti. La mozione di sfiducia non deve essere firmata solo dai 23 deputati dell'opposizione, ma deve essere firmata da tutti i siciliani. In piazza anche l'eurodeputato 5 Stelle Giuseppe Antoci, che in tanti indicano già come il prossimo candidato del centro-sinistra per la presidenza della regione nel 2027. A te Luca. Allora sì, la presenza di Giuseppe Conte che insomma in qualche modo ha anche sorpreso perché annunciata in maniera molto veloce, non ha raccolto tantissime persone in piazza, complice anche la pioggia, però diciamo, viene letta nel modo giusto, insomma, soprattutto oggi nei titoli dalla Gazzetta del Sud. Conte, eccola qua, la troviamo di spalla, Gazzetta del Sud, Conte brucia i tempi e dà il via alla corsa elettorale.
elettorale, perché di fatto il leader del Movimento 5 Stelle in qualche modo ha aperto una campagna elettorale che sarà lunghissima verso il 2027 per le regionali, manifestazione del Movimento 5 Stelle con i possibili candidati alla presidenza della regione, chieste le dimissioni di Schifani, rinviato il derby con i democratici. E questo è il racconto, diciamo, in prima pagina di Giuseppe Conte, che vediamo anche qui in pagina. Guarda le regionali Conte e anticipa la campagna elettorale. C'era anche, diciamo, tra gli altri, appunto, questa ricomposizione, diciamo, del campo largo, anche Italia Viva con Faraone, Davide Faraone, che è, insomma, il punto di riferimento di Matteo Renzi in Sicilia. Il PD in questa fase risulta più attendista, parlano ancora di primarie, lo abbiamo raccontato anche questo fine settimana durante il punto. Le primarie si faranno se non sono divisive, quindi se sono utili, però, diciamo, già si discute probabilmente, insomma, di quella che potrebbe essere la strategia di trovare soprattutto una quadra. C'era un nome in piazza, lo avete sentito anche dal servizio, quello di Giuseppe Antoci, che potrebbe essere una scelta valida per il Movimento 5 Stelle. Anche la Sicilia racconta insomma, questa visita di Conte, più focalizzata, diciamo, sulle questioni della corruzione, delle inchieste che stanno investendo la Sicilia e soprattutto il centrodestra. Però in questa foto, eccolo qua, si vedono tutti i protagonisti di questo campo largo, vedete, a parte Giuseppe Conte, che vi segniamo in questo modo, eccolo qua, c'è Ismaele Lavardera, Giuseppe Antoci, Nuccio Di Paolo, che è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, alle spalle, eccolo qua, Leoluca Orlando, che è, diciamo, in questo momento il punto di riferimento istituzionale di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. Quindi questo è il campo, diciamo, sul quale si gioca la partita. Mancano ovviamente le preferenze di Cateno De Luca, che ha detto di essere, insomma, con loro nella sfiducia. Vedremo cosa succederà. Poi vi faccio vedere anche un'altra prima pagina, che è quella del Giornale di Sicilia, dove si parla ancora di Conte, rebus primarie, eccolo qua. Conte rinvia, opposizione divise sui candidati, eccolo qui il nodo della situazione, non c'è ancora un nome, il leader glissa, poca gente al sit-in di Palermo. E questo è il racconto, diciamo, della visita di Conte in Sicilia. Grazie Luca, passiamo al calcio. Catania ancora vittorioso al Massimino. Basta un gol di Forte per avere la meglio sul Latina e riprendere la marcia dopo la caduta di Casarano. Vediamo. Il Catania si conferma imperforabile al Massimino, 0 gol subiti in 8 partite. Ne basta uno segnato per avere la meglio sul Latina. Nel tabellino dei marcatori si scrive ancora Forte in una gara di nuovo caratterizzata da errori arbitrali che questa volta non condizionano il risultato finale. Toscano, con tante assenze soprattutto nel reparto arretrato, si affida ad Allegretto. Corbari gioca dal primo in mediana, in attacco Forte preferito a Caturano. Subito colpito duro alla caviglia Ciccerelli da Porro, deve lasciare il campo. Entra Jimenez. È proprio il nuovo entrato a condurre il pallone nella metà campo avversaria, servendo Forte. Stop dell'attaccante, che appena entrato in area lascia partire un sinistro preciso nell'angolo opposto. La palla si insacca, 1-0 per il Catania, rete numero 5 per la punta in campionato. I rossazzurri controllano e pungono. Su angolo di Jimenez la palla arriva sui piedi di Casasola, che di sinistro indirizza in porta, salva Calabrese sulla linea. Ancora Catania, dopo un'azione di Jimenez, Basti allontana, ma la palla finisce sui piedi di Donnarumma, che conclude. Il portiere respinge e Forte, in acrobazia, manda fuori di poco. I rossazzurri legittimano il vantaggio e lo difendono col loro portiere. Gran parata di Dini sulla conclusione di Parigi dopo un calcio d'angolo. Ci prova anche Riccardi, bella conclusione dal limite che si spegne di poco a lato, qualche brivido ma si resta sull'1-0. Ecco di nuovo il Catania, Forte di testa, prolunga benissimo per Lunetta, che lascia partire una bella conclusione respinta bene da Basti. Dopo 2 episodi dubbi nell'area laziale, fra fine primo tempo e inizio del secondo, Forte scatta, supera il portiere, ma si allarga e su di lui torna Parodi, che respinge la conclusione. Toscano cambia l'attacco, fuori Forte Lunetta, dentro Caturane d'ausilio. Quest'ultimo appena entrato serve Corbari, che conclude fra le braccia di Basti.
Bravissimo il portiere subito dopo su colpo di testa di Di Gennaro, conclusione dal limite dell'area piccola e parata distinto. Si resta sull'1-0 ed è anche il risultato finale. Il Catania torna subito a correre davanti al presidente Pelligra, conferma la tesi. Nel suo fortino può costruire il sogno da alimentare però anche lontano dalle mura amiche a partire da Picerno sabato prossimo. Grazie a Marco Carli e a te Luca. Eccoci qua, allora il Catania è in prima pagina sulla Sicilia di oggi, di nuovo in vetta, questo è il titolo, ovviamente complici anche i risultati delle avversarie. Il Catania scavalca di nuovo Salernitana e Benevento, sembra questa la partita a 3 per il primo posto in questo girone che varrebbe a fine campionato la promozione in Serie B, quindi Catania di nuovo in vetta. Questa è la foto del centroavanti Francesco Forte che ha segnato il gol con il quale i rossazzurri hanno superato il Latina per 1-0. Andiamo in pagina e vediamo le 3 pagine addirittura dedicate alla partita del Catania. La prima è questa, eccolo qua, il 12° uomo, anzi no, scusate, la prima in realtà è questa, l'effetto Massimino. Il Catania torna in vetta e decide la partita. Poi sofferenza fino alla fine, questo è il titolone. Cicerelli colpito duro nel racconto della partita, costretto a uscire, Jimenez che entra, che manda a segno il centravanti. Benevento KO a Cosenza. Nel pomeriggio la Salernitana non va oltre il pari contro il Potenza e quindi la lotta continua. Come dicevamo, il racconto della partita 1-0 basta ai rossazzurri catanesi per andare avanti. Il 12° titolare dopo il 12° uomo, Corbari. Allegretto è un vero esempio. Il mediano dice chi entra in corsa o torna titolare dà il massimo con l'aiuto dei compagni, quindi insomma una squadra che in qualche modo diciamo, si mantiene e resta unita inseguendo il sogno della promozione. La prossima settimana, attenzione, il Catania giocherà in anticipo, giocherà a Picerno alle 14:30 di sabato. Le altre giocheranno invece la domenica, le altre siciliane, il Trapani contro il Monopoli, Siracusa contro l'Atalanta Under 23, Siracusa fuori casa, Trapani in casa. Ma attenzione perché quella della prossima settimana potrebbe essere una giornata che agevola il Catania perché si sfideranno le seconda e la terza in classifica. Salernitana e Benevento si sfideranno lunedì alle 20:30 in posticipo, quindi vedremo come sarà la classifica aggiornata nella prossima settimana. Ultima pagina dedicata al Catania, le reazioni, il tecnico del Catania Mimmo Toscano, reazione da gruppo, non c'è un Catania più forte soltanto nelle gare in casa. Parla di atteggiamento giusto, insomma abbiamo saputo offrire un impatto importante, rammarico per un rigore non concesso e per il 2-0 mancato in più occasioni, però diciamo è andata bene per il gruppo rosso-azzurro. Invece continuiamo con la nostra rassegna stampa regionale, ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia, lasciamo di lato ovviamente le notizie che riguardano la politica internazionale perché ne parleremo più avanti, il piano di pace per l'Ucraina e poi abbiamo visto questa notizia del papà e la figlia bloccati in Iran, la mamma scomparsa portandosi i passaporti e poi le foto, l'altra foto di sport che campeggia oggi è la Coppa Davis vinta dall'Italia per la terza volta consecutiva, la terza insalatiera di fila, in finale battuta la Spagna. Questa è la Sicilia. Ritorniamo sulla prima pagina del giornale Sicilia. Abbiamo parlato prima di Conte, c'è un editoriale insomma, che racconta forse meglio di tutti oggi diciamo, quello che sta vivendo il centrosinistra. Appunto abbiamo visto rebus primario, quindi il centrosinistra che si deve mettere d'accordo per trovare un candidato antagonista al centrodestra, dal centrosinistra solo stanchi rituali, firmato da Costantino Visconti sul giornale Sicilia, giustamente dice non basta dire levati tu che vado a governare io, perché questo film che i siciliani hanno
hanno già visto, ad esempio con il governatore Crocetta, e le recensioni stanno sulle cronache giudiziarie del Tempo e sulle deludenti performance. In realtà la crisi che stiamo vivendo è di sistema, riguarda società e classi dirigenti, e se l'operazione crede di poter allontanare da sé il calice amaro di una seria messa in discussione di un metodo e di stare al mondo profondamente radicato nel ceto politico, se non riesce a mettersi in discussione ed elaborare proposte sistemiche, francamente dice è tutto inutile, levati tu che mi ci metto io, non è un'analisi né una proposta, è una coazione da ripetere, quindi insomma magari servirebbero anche delle vere proposte. Poi ride alla pista di skate, l'abbiamo visto, adesso caccia alla baby gang attraverso i filmati, il medico e due amici picchiati, l'abbiamo visto nel servizio poc'anzi. E poi l'attacco a Schifani del presidente Conte sulla questione corruzione e inchieste. E questo è il Giornale Sicilia. Ritorniamo sulla Gazzetta del Sud, perché ci sono un po' di notizie che riguardano anche Messina, in questo caso è il messinese, Milazzo, poi troveremo anche in pagina Capodorlando e Santa Teresa Riva, le notizie della provincia. Però sulla Gazzetta del Sud vi volevo fare vedere anche questo articolo che trovo davvero curioso oggi. Quel confine si intitola così: tra serio e ridicolo che passa lungo il ponte sullo Stretto. Cioè, di che cosa si tratta? Cioè, siccome se ne parla da decine di anni del ponte sullo Stretto, tutti hanno detto qualcosa di serio, qualcosa di ridicolo, appunto qualcosa qualche analisi senza alcun fondo di verità. Un viaggio tra affermazioni sentite e ripetute nel corso degli anni, dall'ultima, quella del ministro Tajani, il ponte serve per l'evacuazione della Sicilia, alle frasi di Salvini, Bonelli, Tozzi, De Luca, Barbagallo e altri. Per esempio nel piccolo sommario in pagina è riportato che Berlusconi sosteneva l'utilità di collegare Messina e Reggio Calabria perché così si raggiungeva più facilmente l'Amorosa. Berlusconi aveva ognuno aveva i suoi pallini, questo era uno di quelli di Berlusconi, quindi insomma era più veloce raggiungersi tra fidanzati, ma ce ne sono tante. Il ministro Salvini che ne ha dette una marea, ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non vorrei spendere qualche miliardo per un ponte, eccolo qua, allarghiamo, non vorrei spendere quel miliare di euro per un ponte in mezzo al mare. Questa era prima, poi insomma il ponte ovviamente secondo Salvini serve ancora. Faccio vedere qualcun altro e poi andiamo avanti con la rassegna stampa. Una coerente, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, certamente secondo molti la sua cittadina però è quella che in tutta Italia era più asservita al traffico dell'attraversamento, e diceva appunto che il ponte era, eccolo qua, il ponte costruito sulle faglie non reggerà, sotto il ponte non passano le navi, e poi però era a favore, è diventata a favore del ponte. Ed è un articolo abbastanza curioso che oggi troviamo sul Giornale Sicilia. Mario Tozzi, che è uno per esempio di quelle che diceva sempre forse il ponte non reggerà in caso di forte terremoto, ma unirà due cimiteri. Un'altra frase che ha ripetuto e che continua a ripetere il geologo. Insomma, è un articolo da leggere curioso oggi per la letture del lunedì. Velocemente vi faccio vedere le prime pagine di Palermo e Catania per quanto riguarda la Sicilia. Corse cancellate, troppi disagi, questa è la prima pagina della Sicilia di Palermo. Caos per il nuovo orario dei treni, pendolari contro la regione Trenitalia, nessuno ci ha consultati. Poi i cantieri al via sulla A19 che dureranno un mese, quindi la Catania-Palermo dureranno un mese, quindi altri nuovi disagi. E la Cala diventa verde, questa è una curiosità, il porticciolo di Palermo per causa di un attivista tintore che ha buttato del colorante in mezzo al mare. Poi cominciano le manifestazioni per la giornata contro la violenza sulle donne, al massimo un Fiume Rosa per dire stop tutti insieme ai femminicidi. Sembra molto più sentita questa ricorrenza rispetto ad altri anni. E poi a Catania invece, eccola qua ancora, amateci con rispetto, la città contro la violenza di genere, open day nei consultori, incontri e spettacoli contro l'odioso fenomeno.
E poi abbiamo raccontato anche, insomma, la cronaca con l'auto imbottita di hashish e la corriera della droga, una donna arrestata appunto a Catania con 52 kg di hashish, sono davvero tanti. Sempre in prima pagina, insomma, c'è un pedone investito da un'auto in via Ughetti, stiamo parlando di Catania. Questo per quanto riguarda la rassegna stampa regionale. Grazie. Della violenza e della mobilitazione contro la violenza sulle donne parleremo tra pochissimo. Intanto però vediamo la situazione del traffico, anzitutto al Tondo Giovanni, eccolo qua, vedete, scorrevole, giornata anche bella, cielo azzurro, andiamo avanti, vediamo sulla circonvallazione lato sud, ecco. C'è molto traffico, ma scorre regolarmente. E poi ce ne andiamo sull'Etna, diamo un'occhiata al nostro vulcano, vediamo un po'. Ecco, è ancora ammantato di neve, quindi quello è rimasto, però come vedete si preannuncia una giornata molto bella, anche se certamente sarà fredda. Eccolo qua dal lato di Taormina, guardate, il mare calmo, splendido, quello della perla dello Ionio, e l'Etna da questo lato sulla cima con la neve. Tra poco la rassegna stampa nazionale, intanto una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, oggi pomeriggio a Catania, nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, incontro dedicato alla violenza sulle donne. E ne parleremo tra poco con due nostri ospiti, il dottor Montemagno della Questura di Catania e un'avvocatessa, Jessica Gualtieri. Intanto la rassegna stampa nazionale con Luca Ciliberti. Grazie Michele, allora oggi insomma il racconto è tutto sulle proposte, insomma le controproposte per, per arrivare insomma a una pace tra Russia e Ucraina, Stati Uniti in mezzo, Unione Europea al centro del tavolo di confronto, di mediazione, insomma però il piano insomma dell'Europa sembra essere stato presentato e adesso cercheremo di capire qual è. Eccolo qua, Ucraina, il piano dell'Europa, incontro a Ginevra, le trattative, il giallo sul test americano, Salvini attacca ancora niente soldi a Kiev perché si pagano le ville, quindi ripesca il processo venuto fuori di corruzione. Le controproposte della Nato, soldati ai confini e poi gli Stati Uniti che parlano appunto di vertice produttivo. L'Italia in questo gioca una partita sua di vicinanza e di fiducia al governo americano di Donald Trump, quindi riesce Giorgia Meloni a sentire appunto Donald Trump. Questo è tutto il racconto in prima pagina di questa questione abbastanza ingarbugliata, difficile da districare. Di spalle invece fino alle 15 si voterà per il rinnovo delle amministrazioni regionali in 3 regioni che potrebbero in qualche modo spostare gli equilibri e lo storytelling, usiamo questa parola inglese di cui ormai si abusa, del racconto della politica nazionale. Le regioni al voto, crolla l'affluenza, la sfida dei partiti. Le regioni nelle quali si vota sono Puglia 29%, Campania 32% e il Veneto. Veneto e Campania sono le 2 regioni dove i governatori uscenti non si sono potuti ricandidare. Stiamo parlando del Doge Zaia e del controverso Vincenzo De Luca, l'ex sindaco di Palermo, insomma, che abbiamo imparato tutti a conoscere durante il Covid. Quindi questo è il racconto delle regionali. Si voterà fino alle 15, poi insomma capiremo chi sarà e quali saranno scusa Michele, i risultati. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccola qua, e poi vediamo un po' il piano. Il piano europeo, eccolo qua, anche qui titolo uguale a quello del Corriere della Sera, il piano europeo, perché di questo si discute, la controproposta dell'Unione Europea in 24 punti per la pace. Basta migliorare la bozza degli Stati Uniti, quindi ottimisti gli Stati Uniti, come abbiamo visto.
Trump ce l'ha sempre con Zalewski sotto sotto, perché dice se sono questi ucraini, dice, irriconoscenti, Zalewski ringrazia, insomma, i russi pronti al no, ed è questa l'ultima fase, diciamo, la parte più importante del racconto, perché cosa dicono i russi? È inutile portare un piano se poi la Russia diciamo, non lo accetta. Lital Davis, eccola qua, la chiamiamo così, questa è una foto curiosa, ecco, che troviamo o all'interno dei giornali o addirittura in prima pagina come Repubblica. L'Italia vince la terza Coppa Davis a Bologna, in Emilia Romagna, ma che succede? Durante i festeggiamenti gli azzurri rompono la Coppa Davis, questo è rompono la Coppa Davis, e guardate, questo è Matteo Berrettini, qualcuno sorride, Matteo Berrettini, che è questo, con eccolo qua, le mani ai capelli. Oh, ma che cosa hai combinato al compagno? Un siparietto, speriamo che si possa riaggiustare, immagino di sì. Altro tema raccontato sui giornali. Perché è raccontato sui giornali oggi questo tema? Perché è il racconto della famiglia del bosco, così chiamata per semplificare, insomma, il tema. Sono questa famiglia con genitori stranieri, lei australiana, lui britannico, che vivono nel bosco vicino Chieti, anzi vivevano in questo caso, perché è rimasto solo lui a vivere nel bosco, perché i bambini sono stati portati via. Da lì le polemiche. Oggi perché su tutti i giornali? Perché c'è stata un moto di indignazione contro i giudici che hanno portato via questi bambini. E non è solo un moto di indignazione, diciamo, di opinione, ma sono arrivate email, diciamo, attacchi mediatici da ogni dove, appunto minacce, eccolo qua, utilizziamo un altro colore così si vede meglio, minacce alla giudice della famiglia del bosco. Questo è il racconto, e poi l'affluenza delle regionali in calo. Vediamo allora i punti quali sono. Faccio vedere anche la Stampa: Europa, Stati Uniti, spinta per la pace, e questo appunto è il titolo, e poi la storia siamo noi, la Coppa Davis. Torniamo invece sulle pagine per capire, insomma, quali sono i progressi sulla pace, come titola appunto il Corriere della Sera al summit di Ginevra. L'Europa in campo, l'incontro più significativo fino ad ora, dice Marco Rubio, il segretario di Stato americano, perché appunto in qualche modo si è messo nero su bianco qualche proposta vera. Vediamo quali sono i punti, scorriamo le pagine, eccole qua. Questi sono i punti, diciamo, degli Stati Uniti. Sono di fatto 5 punti dove non si trovano d'accordo, e qui mettono i due piani a confronto. Vedete la sovranità, il dialogo, le sanzioni, l'ingresso nella NATO, il cessate il fuoco, le terre di confine. Di fatto quelle che sono state respinte sono state le richieste della Russia, diciamo, sui territori non occupati, perché quello, diciamo, il nodo della situazione. Vedremo cosa succederà. Insomma, qui tutte le proposte a confronto, chi vuole metterle, chi vuole leggerle, insomma, le trova molto ben schematizzate oggi, meglio di ogni altro quotidiano, sul Corriere della Sera. I falchi del Cremlino, eccolo qua, lo prendiamo da Repubblica, contro la nuova bozza. Proposte, dice, sono irricevibili. Putin non si è espresso sul negoziato, ma i blogger bocciano qualsiasi emendamento e preparano il niet del leader russo, dello zar russo. Quindi, insomma, da quel lato lì è in salita. Quindi intanto, diciamo, il racconto è mettersi d'accordo in Occidente, tra Europa, Stati Uniti, insomma, è diciamo, far capire a Zalewski, all'Ucraina, che le proposte che arrivano dall'Occidente sono buone proposte, perché l'alternativa è non dare i soldi e non dare gli armamenti. Quindi o si mettono d'accordo, dall'altro lato fare capire a Putin che uno stop al conflitto conviene a tutti. Andiamo a vedere invece un po' di quotidiani politici. Perché faccio vedere il giornale: la pace in Ucraina mai così vicina, titolano i giornali di centrodestra, ovviamente spingendo, no, in qualche modo l'azione anche del nostro governo di centrodestra, di Giorgia Meloni, che si mette diciamo in dialogo con Donald Trump. Quindi la pace in Ucraina mai così vicina. Per il giornale, mentre per Libero, blitz all'alba di Giorgia su Trump, la pace si avvicina. Vedete, il racconto non è banale questo, perché è un racconto, diciamo, che sposta l'attenzione appunto tutto sul Presidente del Consiglio. Chiamata del Premier alle 5 del mattino, ora di Washington, per mediare sull'Ucraina tra Casa Bianca e Europa. Meloni: non mi interessano le critiche al piano, lavoriamo. E quindi anche qui Giorgia Meloni. Vedete, trovate qua anche la famiglia del Bosco.
bosco. Ne parliamo dopo, Michele, perché su questo ci sono tante riflessioni da fare, anche diciamo, in qualche aspetto sociologico. Alla fine del programma magari gli dedichiamo un minuto. Poi la verità, eccola qua. L'apertura la dedica appunto La verità alla famiglia nel bosco, però eccolo qua, vedete l'apertura politica. Meloni tiene insieme, qui addirittura il ruolo diciamo di collante, di anello di congiunzione tra Stati Uniti e Europa. Chi lo fa Giorgia Meloni, forse ora si fa la pace, addirittura Giorgia Meloni pacere di questo sistema. Questo è il giornale i tre quotidiani, i tre principali quotidiani di centrodestra. L'Unione Europea, eccolo qua invece il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea boicotta il piano di Trump, tregua e truppe, NATO al fronte. Il Fatto Quotidiano, che è invece vicino insomma, alle idee politiche del Movimento 5 Stelle, come sempre va trasversalmente a criticare l'Unione Europea che diciamo, sulle politiche della guerra, sulle politiche del riarmo e sulle politiche economiche in questo conflitto russo-economia non ha mai convinto questa parte politica. 28 punti, Zalewski manda a trattare i due fedelissimi implicati nello scandalo, quindi vedi, come dire, adombra sospetti proprio sui protagonisti di questo processo di pace. Vediamo velocemente anche il quotidiano Domani, che è un po' più misurato, diciamo, il quotidiano dei riformisti, colloqui Ucraina positivi, Rubio ottimista, Trump attacca. Questo insomma è il racconto di oggi che fanno i giornali. Curiosità, ti faccio vedere, guarda, due prime pagine che riguardano due quotidiani diciamo, di due regioni meridionali impegnate al voto. Questa è la Gazzetta del Mezzogiorno. Puglia, quindi apertura ovviamente dedicata alle elezioni, il deserto delle urne, non so se ti dice qualcosa Michele, perché insomma credo sia un racconto diciamo, comune ormai a tutte le elezioni. Questa è la Puglia e questa è la Campania. Eccolo qua, invece dicono l'affluenza in Campania tiene, numero votanti in linea con le precedenti elezioni, meglio il Veneto, la Puglia appunto come abbiamo visto è ultima. A te la linea. Grazie Luca Siliberti, ci ritroveremo più tardi con altre notizie. Adesso facciamo una breve pausa, poi parleremo di violenza contro le donne e di un fenomeno particolarmente odioso, quello che si chiama revenge porn. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti con molto piacere, con noi l'avvocato Jessica Gualtieri, anzi avvocata, e Salvatore Montemagno, che conoscete bene, primo dirigente della divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Catania. Saranno tra i protagonisti di questo convegno che si terrà oggi pomeriggio all'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza all'Università di Catania, dalle 3:30 del pomeriggio in poi, in vista di che della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ci sarà domani. Prima domanda che vorrei rivolgere all'avvocata Gualtieri è questa qui. Non è soltanto la violenza fisica purtroppo che c'è ed è diffusa, ma c'è anche il cosiddetto revenge o revenge porn. Ma che cos'è e come si combatte, come si contrasta? Il revenge porn è un reato che è stato introdotto recentemente unitamente alla legge sul codice rosso. È un reato abbastanza odioso perché consiste nella diffusione, pubblicazione, invio di materiale sessualmente esplicito, quindi fotografie, filmati, che anche se sono stati realizzati con il consenso della persona, tuttavia successivamente vengono utilizzati senza il consenso della persona filmata. Quindi o delle persone filmate. Dobbiamo desumere da parte di qualcuno che vuole vendicarsi, vuole intimidire, perché probabilmente diciamo, quella coppia, quella relazione
Si è interrotta così, dottor Montemagno? Sì, la stessa denominazione che in realtà è quella che poi è stata data di revenge porn, appunto di vendetta pornografica. Vendetta vuol dire pornografica. Essenzialmente legata a un'azione di vendetta nei confronti di una persona che magari non sta più con chi ha realizzato il video. Ecco. Ma l'importanza della norma è che la medesima pena è prevista anche non soltanto per chi realizza di fatto il materiale, cioè il video, le foto e poi le invia, ma anche nei confronti di chi, avendole ricevute da terzi in una chat, le divulgano. Per cui c'è una forte presa di posizione da parte appunto del legislatore, che ha voluto impedire, vuole impedire che da uno scambio magari iniziale consensuale si possa passare poi ad una diffusione capillare in questo momento e poi immediata, come avviene oggi tramite i social, tramite le chat, tramite le piattaforme, di immagini che poi girano di fatto praticamente il mondo. E le donne denunciano questo fenomeno o si sentono in imbarazzo, si sentono in difficoltà perché sono esposte, diciamo, in queste immagini ipotetiche di cui stiamo parlando? Diciamo che immagini ipotetiche non sono, molto spesso sono immagini reali, anche se abbiamo visto recentemente, proprio qualche settimana fa, c'è stato il caso appunto di tutte quelle donne famose che hanno ritrovato le loro immagini, cioè le immagini dei loro volti attraverso l'intelligenza artificiale caricate su corpi che in realtà non erano i loro. Quelle quindi c'è anche una manipolazione. Avremmo chiamato fotomontaggi, cioè il viso vero e il corpo di un'altra persona. Esattamente, Okay. sì, le donne chiaramente anche noi come avvocati e le forze dell'ordine stimoliamo alla denuncia, perché attraverso la denuncia tramite la polizia postale si possono intanto bloccare questi video e quindi evitare che circolino. Noi oggi sappiamo che attraverso i social media, le chat, tutto quello che è telematico, ovviamente c'è una diffusione, diciamo, quasi immediata e soprattutto capillare, quindi attraverso la denuncia si può immediatamente bloccare questa diffusione e poi ovviamente inizia il procedimento penale. Scusi, ovviamente. Mettiamo che io sia vittima di questa vendetta pornografica. Prima cosa mi rivolgo a un avvocato, giusto, perché di solito conviene, perché uno non sa bene cosa Diciamo fa. che unitamente all'avvocato si va immediatamente a presentare la denuncia Ecco, alla polizia. a quel punto cosa succede, dottor Montemagno? A quel punto vengono offerte due possibilità a chi praticamente è vittima di questo reato, o una richiesta di ammonimento, così come avviene per gli atti persecutori, cioè nel caso in cui ci sia una persona offesa che decide di non intraprendere la via giudiziaria ma di intraprendere la via amministrativa, il procedimento amministrativo, e quindi in questo caso dopo un'istruttoria che verrà fatta dalla divisione polizia anticrimine, il questore emetterà un ammonimento nei confronti di coloro praticamente che si sono resi responsabili di questa vicenda. Nel caso in cui invece questo fatto avvenisse nell'ambito della violenza domestica, cioè tra ex coniugi, tra soggetti che comunque sono legati a una relazione personale, sentimentale, personale, e in quel caso allora noi possiamo, come Polizia di Stato, il questore come autorità di pubblica sicurezza, poi emettere direttamente un ammonimento per violenza domestica, perché tra i reati che consentono al questore autonomamente di emettere un ammonimento per appunto in questo caso nel revenge porn, il revenge porn è stato inserito tra quei reati presupposto per cui non è necessaria che ci sia la volontà della persona offesa per emettere l'ammonimento. Questo è molto importante, hai fatto molto bene a sottolinearlo. Avvocata, però poi le violenze nei confronti delle donne fino a quella estrema che finisce poi purtroppo sia nei telegiornali che sui quotidiani, sono diverse: minacce, controlli sul telefono, insulti, umiliazioni pubbliche, condivisioni appunto di immagini senza permesso, cioè è una vasta gamma purtroppo di iniziative che molto spesso siamo quasi esclusivamente noi uomini facciamo nei confronti delle donne. C'è una disponibilità, una maggiore consapevolezza da parte delle donne, cresce questa sensazione di necessità di difendersi e dunque di denunciare. Assolutamente compreso sì. Il famoso stalking, e poi uno dice ma che vuol dire? Ma che vuol dire? È proprio questo, è il tormento di uno che ti manda
messaggi in continuazione che ti pedina, ti controlla, eccetera. Sì, sono varie facce dello stesso fenomeno che chiaramente poi, come giustamente ha detto lei, quello più grave è quello del femminicidio, ma ce ne sono tutta una serie di altre. Ora, diciamo, noi come avvocati, anche unitamente alla polizia, con la quale abbiamo stipulato anche un protocollo d'intesa proprio per favorire tutta quella che è la conoscenza e la consapevolezza da parte delle donne, della collettività appunto di questi reati, delle possibilità che si hanno anche attraverso la denuncia, anche di aiuto per quanto riguarda le donne, perché chiaramente molte volte le donne hanno difficoltà a denunciare perché magari non si trovano nella condizione economica, per esempio, di potersi pagare una difesa. Giusto. E allora noi diciamo che c'è il patrocinio a spese dello Stato. Ci sono questi. Quindi ci sono tutta una serie di agevolazioni e noi cerchiamo di portarle anche a conoscenza. Del protocollo, perché è una novità importante, la chiederemo al dottor Mantovani. Volevo chiedere solo un'ultima cosa: c'è un aumento di denunce e quindi di conseguenza di guai per le donne, oppure c'è ancora una certa resistenza nel rendere pubblica quelli che si considerano guai privati? No, c'è una maggiore consapevolezza e quindi una maggiore facoltà delle donne di denunciare, e già noi lo vediamo anche attraverso i media che ovviamente quindi aumentano. Sì, aumentano, anche perché per esempio questo reato dal legislatore è stato configurato in maniera tale da poter avere un tempo di querela, perché questo reato è ovviamente perseguibile a querela di parte, un tempo più lungo, per esempio, invece dei soliti 3 mesi, diciamo, per la maggior parte dei reati, e questo ha un termine di 6 mesi per la denuncia, quindi si dà più tempo a chi lo ha subito di metabolizzare e poi ovviamente perfezionare la denuncia querela. Allora, dottor Mantovani, oggi pomeriggio, tra le altre cose di cui parlerete alla giurisprudenza di Catania, parlerete anche di questo nuovo protocollo, ce lo vuole illustrare? No, il protocollo è stato già siglato da qualche mese ed è sulla base della nostra collaborazione che abbiamo oggi organizzato unitamente all'Università, al Dipartimento di Giurisprudenza che è presente con la professoressa Scalia, che è ordinaria di diritto penale, con il collega Marcello Labella, che è il dirigente del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica di Catania, ma anche la dottoressa Scavo, già procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica, e nonché la dottoressa Sonia Mazzeppi, che è un dirigente del psicologo dell'ASPA. Oggi affronteremo i temi che poi sono quelli della giornata che domani verrà appunto celebrata. Il protocollo che è stato siglato con l'Ordine degli Avvocati è un protocollo di reciproca formazione, cioè noi cerchiamo comunque di formare, utilizzando le conoscenze della classe appunto forense e le nostre esperienze, di formarci a vicenda, di andare di fare formazione all'interno degli istituti scolastici di primo o secondo grado. Oggi siamo in giurisprudenza perché la giurisprudenza comunque è un luogo ideale dove parlare anche di questi fatti per chi magari domani potrà essere l'operatore del diritto. Bene, grazie per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento alle 3:30 a Catania, all'Università Facoltà di Giurisprudenza Aula Magna. Buon lavoro e naturalmente ci auguriamo che ci siano tutte le donne che in qualche modo purtroppo sono coinvolte, e comunque è necessario accrescere la propria informazione su questi temi così importanti e così drammatici. Tra poco parleremo invece in positivo di corsi di teatro che si tengono dentro il carcere di Bicocca a Catania per i giovani detenuti, che possono anche lì, come dire, maturare qualcosa che li allontani dalla strada, diciamo che purtroppo sbagliata, dei piccoli e gravi crimini che hanno preso. State con noi, buongiorno Sicilia, a tra poco. Grazie a voi ancora, buon lavoro per oggi. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì un nuovo fronte atlantico porterà maltempo su gran parte del nostro territorio, con rovesci di pioggia a carattere sparso ma con della neve anche sulle zone montuose. Resterà ai margini la Sicilia, che vedrà una giornata in prevalenza assolata con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio. Attenzione però ai venti che soffieranno sostenuti, si faranno sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne, con mare mosso o localmente molto mosso.
Rosso, temperature massime fino ai 18-19 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, inizialmente prevarrà il sole, il clima sarà asciutto. Nella seconda parte del giorno avremo solo qualche isolato piovasco sul versante occidentale e localmente sul versante tirrenico. Attenzione ancora una volta ai venti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, siamo felici di averli con noi, Manuel Giunta, direttore artistico dell'associazione Proscenio, e il regista Andrea Giuffrida. Insieme sono i protagonisti di un'iniziativa molto interessante che si svolge dentro il carcere minorile di Bicocca, le minori di Bicocca, dove loro fanno recitare i giovani che sono lì dentro. Perché? Il perché? Allora, tutto è nato da un mio grande desiderio, dopo aver visto il film Cesare deve morire dei Fratelli Italiani, quell'opera in cui vedevo veri detenuti mettere in scena uno Shakespeare, mi ha fatto capire la bellezza della redenzione attraverso l'arte teatrale. Quindi quello è sempre stato il mio grande desiderio, poi è nata appunto la compagnia, ho coinvolto sia il nostro regista Andrea Giuffrida che altri due ragazzi della compagnia che si stanno appunto occupando di questo laboratorio, uno è Mirko Marotta e l'altra è Bernadette Giunta, mia sorella. Il perché è appunto questo, poter dare a questi ragazzi la possibilità di rimettersi in gioco partendo da un punto di vista che non è il proprio, perché che cosa fa un attore? Si mette nei panni di un altro e vede quello che è il suo punto di vista, quindi il mio desiderio è che questi ragazzi, esatto, in qualche modo, esatto, possono vivere una vita diversa da quella che purtroppo sono stati abituati. Quindi uno spunto diverso. Esatto. Chiediamo al regista, e voi vi impegnate in una cosa importante come il canto di Natale di Charles Dickens, una storia di fantasmi dove c'è questo Scrooge che è un banchiere come dire, anziano ma avarissimo soprattutto, ecco, non tanto perché è anziano ma perché è avaro. E i ragazzi come rispondono? Allora, i ragazzi rispondono, sono curiosi sicuramente perché non conoscono il testo, ecco. Tra l'altro si tenga conto che abbiamo a che fare con ragazzi che sì sono europei ma sono anche extraeuropei. Quindi la difficoltà che noi non ci aspettavamo all'inizio è stata quella testuale, per cui per quanto noi il testo l'abbiamo asciugato, l'abbiamo reso estremamente semplice. Però è sempre Dickens. È sempre Dickens, abbiamo reso semplice. Abbiamo trovato la prima difficoltà, il primo impatto è stato quello del linguaggio, perché molti leggevano male o addirittura non leggevano l'italiano. Eppure loro hanno trovato la soluzione, e la soluzione è stata quella di farla in siciliano. La lingua siciliana ha accomunato tutti. E quindi noi ma l'hanno trovata loro la soluzione, non noi, perché a un certo punto hanno cominciato a parlare in siciliano, noi abbiamo colto l'occasione, ma sono stati loro che ce l'hanno indicata. E quindi stiamo portando avanti questo discorso. Ma mi sta dicendo che uno straniero ha più facilità a assolutamente sì. Beh, è una gioia per noi siciliani. Assolutamente, sì, perché proprio tra l'altro non fanno altro che enfatizzare il fatto che il siciliano è una lingua, non un dialetto. Per cui noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione e abbiamo detto ok, li abbiamo anche assecondati perché sono loro che andranno in scena e sono loro che dovranno essere, come dire, a loro agio. Giusto. Fate tutti i passaggi che di solito si fa a teatro, adesso io non c'entro niente, però
che ne so, la lettura ad alta voce, l'improvvisazione e poi la recitazione vera e propria, così? Sì, in particolare. E vi seguono? Sì, allora ovviamente quando arriviamo c'è sempre, all'inizio bisogna un pochettino spingerli perché giustamente... C'è un po' di ritrosia. Esatto, però il fatto che comunque il nostro è anche un gruppo abbastanza giovane, il fatto che abbiamo coinvolto altri ragazzi giovani, per loro già trovando nell'atto comunque qualcosa in comune, un volto amico, fa sì che poi loro si inizino ad integrare meglio. E a proposito delle improvvisazioni, è proprio quella la chiave che siamo riusciti a trovare. Noi facciamo molte improvvisazioni con loro, sia proprio per scioglierli, sia perché dall'esercizio nel mettersi appunto nei panni di un altro, di un personaggio, in questo caso di Scrooge, ma anche di un personaggio in quel momento inventato, serve proprio per scioglierli e per mettersi anche in connessione tra di loro. Certo. Quindi sì, abbiamo fatto lettura a tavolino, dove ovviamente abbiamo iniziato a riscontrare quelle difficoltà linguistiche che diceva Andrea, ed è stato anche grazie alle improvvisazioni che siamo riusciti a capire che in effetti quella chiave era proprio il siciliano. Bellissimo questo, ma l'improvvisazione serve anche per imparare un po' a conoscersi. Esatto. Perché è vero, maestro? Perché assolutamente sì, perché l'improvvisazione è quella cosa che sollecita l'estro. L'improvvisazione ha delle regole, ci mancherebbe, però i ragazzi scoprono in questo percorso dell'altro da sé, scoprono di avere questo estro, quindi è questa la cosa bella e che tra l'altro dà un senso didattico. In questo senso dobbiamo ringraziare moltissimo la direttrice e tutto lo staff degli educatori, dei mediatori culturali che sono coinvolti, che ci aiutano, se no noi non potremmo fare un granché, certo. Perché veramente è molto importante e c'è un'attività anche che, se vogliamo, didattica. Loro scoprono qualcosa di sé. Farete lo spettacolo intorno a Natale? Sì, il 7 dicembre. I ragazzi come dicembre. sono emozionati, pronti? Allora sì, sono abbastanza emozionati, però ancora abbiamo molto da lavorare, infatti anche noi siamo nervosi. Anche voi? Sì. Però adesso, al di là della retorica, ci fa molto piacere di avere sentito questo, perché significa anche persone generose come voi che si dedicano a chi ha sbagliato, anche se in giovane età. Ma davvero sentite un cambiamento? Questo ditecelo nei ragazzi. Beh sì, cioè io vedo, faccio volontariato lì già da qualche anno, col teatro abbiamo iniziato soltanto da pochi mesi, però io conosco la realtà, so bene come questi ragazzi sanno di aver sbagliato e cercano di superare i vari ostacoli in modo tale da poter riprendere un po' in mano la loro vita. Il teatro li sta aiutando in un certo senso a sperimentare questa libertà che al momento non hanno. E noi ci auguriamo naturalmente che il loro futuro sia un futuro diverso dagli errori che hanno commesso, per cui sono finiti alla bicocca. Grazie ancora a Manuel Giunta, direttore artistico dell'associazione Proscenio, e Andrea Giuffrida, regista di questa avventurosa e felice esperienza del canto di Natale al carcere di Bicocca. Facciamo una breve pausa, tra poco con noi Marco Pappalardo, che è autore di un libro dedicato a un giovane santo, Pier Giorgio Frassati. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, abbiamo un altro ospite, è Marco Pappalardo, docente e giornalista, autore di un libro dedicato a un giovane santo, Pier Giorgio Frassati, una vita da prima pagina. Buongiorno, è diventato santo da poco. Sì, è santo dal 7 settembre, è canonizzato proprio in Vaticano da Papa Leone insieme all'altro santo giovane Carlo Acutis. E come noi, che noi conosciamo bene perché se ne è parlato molto in questi ultimi tempi. Fa parte di quel gruppetto di giovani beato o santo che danno sicuramente fiducia e forza alla Chiesa. Don Pino Puglisi, che è beato, Pino Puglisi, Rosario Livatino, Carlo Acutis, e ora c'è anche il santo Pier Giorgio Frassati. E lei racconta in questo libro edito dalle edizioni Paoline
lo costruisce come se fosse un quotidiano, perché lei è anche un giornalista oltre che docente. Che vuol dire? Sì, è una sorta di giornalibro che nasce anche per il fatto che il padre di Frassati è stato direttore e fondatore di un noto giornale italiano. Quindi ho colto questa occasione per trovare una modalità di racconto adatta ai ragazzi, ai giovani, ai loro educatori, così ogni parte della vita di Pier Giorgio Frassati è raccontata come se fossero proprio le pagine di un giornale che si sfoglia cartaceo oppure online, quindi con l'editoriale, la pagina dello sport, della cronaca, della cultura, proprio perché la vita di Pier Giorgio, pur essendo stata brevissima, 24 anni, molto intensi all'inizio del Novecento, è stata piena e ricca e ci dice ancora oggi che i giovani sono davvero delle sorprese, bisogna lasciarsi meravigliare. Poco fa parlavamo di giovani che hanno sbagliato e che con il teatro cercano la strada nuova da percorrere. Adesso qui abbiamo un giovane che invece sin dall'inizio ha intrapreso la giusta strada. A chi è dedicato questo libro? Il libro è certamente dedicato intanto a tutti coloro che credono nei giovani. Spesso da adulti si pensa, sia facile puntare il dito, che siamo noi a dover insegnare loro qualcosa. Pier Giorgio ci insegna al contrario che abbiamo tanto da comprendere dal loro modo di essere, di vivere. Lui ebbe un'attenzione particolare per i poveri, per loro ha dato tutto e la vita. È stato anche incompreso dalla famiglia per questo. Nonostante tutto, amando tantissimo i suoi, è riuscito ad amare anche questi ultimi della città di Torino che hanno ricambiato apertamente. Il suo funerale era pieno dei poveri di Torino che spesso indossavano i suoi vestiti che lui donava gratuitamente, così senza neanche a volte avere attenzione per il freddo della città, per quello che diceva la famiglia, proprio perché aveva questo cuore grande. Gli ultimi giorni della sua vita chiede alla sorella, che ha raccontato tutta la sua storia negli anni, di guardare nelle tasche della sua giacca. E nella tasca della sua giacca, nonostante lui fosse molto sofferente, c'erano i biglietti in cui ricordava di portare le medicine a quella famiglia, di pagare la bolletta a quell'altra, di portare il medico in quell'altra famiglia. Ecco, l'ultimo pensiero per i poveri. Bellissimo questo, commovente. Volevo chiedere, anche ricco di illustrazione grafica, diciamo, forse tipicamente giovanile, però davvero incuriosisce. Sì, è costruito proprio perché sia attuale e la grafica tra l'altro è realizzata in immagini da Tommaso Spadaro, che è un giovane marsalese, siciliano, siciliano, che ha l'età di Pier Giorgio, insomma. Mi piace che sia stato lui a raccontarlo con la sua mano, no? Proprio la mano di un giovane, che noi adulti magari abbiamo una visione diversa. Ecco, raccontarlo in questo modo penso che possa essere ancora più vicino a chi pensa che in qualche modo la sua strada forse sia quella del fare il bene. A volte i nostri modelli ci portano distanti. Ecco, oggi abbiamo un modello da poter proporre a ragazzi, adolescenti e giovani, anche impegnato nel sociopolitico. Lui fece parte di associazioni, di movimenti, iniziò col Partito Popolare Nascente e fu persino incarcerato per una manifestazione giusta, ma che era ritenuta illegittima dal governo. E quando riconobbero fosse figlio di Frassati, perché Frassati fu anche ambasciatore del regno in un paio di anni, lui volle restare in carcere finché non scarcerassero anche i suoi amici, perché dice: non perché io sono il figlio di Frassati devo uscire prima, anche gli altri. Nessun privilegio per lui. Assolutamente, non lo volle mai, non lo dimostrò mai, ma con la vita mostrò il privilegio del cuore. Che bello il privilegio del cuore. Lei dovrei chiamarla professore, anche se è un po' un collega perché è giornalista. Insegna lettere al Cutelli a Catania? Sì, insegna lettere al Cutelli Salanitro di Catania da 3 anni e i ragazzi, gli studenti sono ciò che più mi ispira. Guardando loro in qualche modo rivedo gli occhi e il volto di Pier Giorgio Frassati, ciascuno con una sfaccettatura diversa, anche perché Pier Giorgio ha avuto i suoi problemi nello studio, soprattutto da piccolo, forse aveva quei problemi che oggi si dicono dell'apprendimento, ma che allora non erano riconosciuti. Pensate, il figlio di un grande giornalista che appena leggeva e scriveva neanche tanto bene. Eppure Pier Giorgio ha avuto il coraggio di impegnarsi, di studiare, facendo anche fatica. Scelse di iscriversi in ingegneria mineraria, mancavano solo 2 materie prima di laurearsi. Ingegneria mineraria? Sì, mineraria, perché aveva scoperto questo negli anni in cui il padre fu ambasciatore a Berlino. Poi lasciò quando arrivò Mussolini, perché capì che non potevano collimare le loro idee, e lì vide il mondo delle miniere e disse: io voglio stare con i più poveri tra i poveri dei lavoratori, e quindi scelse quella strada dell'ingegneria mineraria. Beh, è una strada che era la sua. Lei si è interessata appunto sia di Don Padre Puglisi che di Livatino che di San Carlo Acutis. Come mai questa
sua, diciamo così, passione. Sì, perché le belle storie vanno raccontate e sembrano brutte perché finiscono tragicamente, eppure dopo diversi anni, tanti anni, se ancora oggi le ricordiamo è perché in realtà sono storie che sono state trasformate dalla sofferenza al dolore, alla morte, e oggi diventano storie di testimonianza e di forza. E proprio Livatino, Padre Puglisi ce lo dimostrano chiaramente. La loro storia mi fu raccontata quando io avevo 16 anni da un mio insegnante in una situazione complessa nella nostra città di Catania, che subiva negli anni 90 una sorta di morti quasi giornaliere dovute alla mafia. Questo professore mi raccontò in un momento preciso queste due storie e mi restarono nel cuore. E allora col tempo le ho maturate, e quando ho iniziato a scrivere ho detto che la prima testimonianza che dovevo dare per ringraziare anche di quello che mi era stato regalato allora fosse quello di regalarlo agli altri. Ho una domanda che è inevitabile, perché in questo momento i giovani sono nell'occhio del ciclone, baby gang, risse, esibizioni negative da social, e poi invece ci sono le figure straordinarie e bellissime come Pier Giorgio Frassati. C'è un po' una distanza netta tra questo. Lei che ha un'esperienza di insegnante tra i giovani. Sì, dobbiamo sicuramente accendere un faro. E spesso i santi e i testimoni sono dei fari, e dobbiamo accendere anche sui tanti giovani, tanti ragazzi, adolescenti che si impegnano quotidianamente per il bene degli altri, perché è facile, purtroppo evidente, è normale per la cronaca mettere in luce gli aspetti negativi. Però ci sono storie molto belle, costanti, quella foresta che cresce nel silenzio rispetto all'albero che cade facendo rumore, che sono i tanti impegnati tra gli scout, nell'associazionismo, nel volontariato ambientale, nel servizio ai poveri e bisognosi, ce ne sono tantissimi, quelli che si impegnano facendo il proprio dovere nello studio, sia a scuola che all'università. Ecco, e raccontando queste storie e mettendole al centro, in realtà ci accorgeremo che le altre sono episodi tragici, difficilissimi, ma sono dei piccoli episodi. La maggior parte sono ragazzi che aprono il cuore, come per esempio nel servizio civile, con un grande desiderio di impegno. E naturalmente noi adulti dobbiamo imparare a guardare con occhi diversi. Questo ci fa molto piacere e apre il cuore anche a noi, se permetti, per cominciare la giornata in un modo diverso. Grazie davvero al professor Marco Pappalardo, insegnante al Cutelli di Catania, giornalista e autore di questo libro dedicato a Pier Giorgio Frassati, che adesso è da un paio di mesi un santo, una vita da prima pagina, edizioni Paoline. Adesso state con noi, fra poco continueremo ancora con un altro ospite, il presidente dell'associazione Don Bosco 2000, Agostino Sella. Buongiorno Sicilia. Devi sapere che i funghi pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quella dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Siamo con un altro ospite, buongiorno Sicilia, è Agostino Sella, presidente dell'associazione Don Bosco 2000, e con lui parleremo naturalmente di iniziative per aiutare l'Africa che ha difficoltà. Prima di tutto, quali sono le attività di Don Bosco 2000? Io sono stato ex allievo di Salesiani, Don Bosco mi fa venire in mente tante cose. Prego. Noi facciamo quello che Don Bosco faceva a Torino nell'Ottocento.
però non accogliamo i ragazzi delle periferie, ma accogliamo i migranti. In Sicilia accogliamo migranti, ma poi li riaccompagniamo nei paesi di origine e cerchiamo con loro di creare momenti di sviluppo, piccole imprese di sviluppo in Africa. Quindi cerchiamo di mettere insieme tutto quello che facciamo in Italia con l'accoglienza per poi aiutare l'Africa o cercare insomma di camminare insieme ai ragazzi africani nei loro paesi di origine. E quali sono le attività che fate, che riuscite o contribuite a fare in Africa? Ma l'Africa in questo momento attraversa un periodo veramente molto difficile, soprattutto dopo l'era coloniale. Con i ragazzi che accompagniamo, con loro cerchiamo di fare piccole imprese come i pollai, ad esempio li accompagniamo e insegniamo loro come fare i pollai e come farli diventare un'attività economica. Ma poi soprattutto quando vai in Africa non puoi fare altro che dare aiuto alle persone povere. Noi siamo in territori dove si vive con meno di $2 al giorno, dove i bambini devono fare 10 chilometri per arrivare a scuola e devono andarci a piedi, dove le scuole sono delle capanne, non sono come le nostre, dove se qualcuno ha un problema, che si fa una ferita, rischia di avere amputato un piede perché non c'è nessuno che lo cura, e quindi da un lato stiamo costruendo, già abbiamo un dispensario medico, adesso ne stiamo facendo uno ancora più grande per servire 50 villaggi dove le donne per partorire non riescono ad arrivare nell'ospedale più vicino. Quindi attraverso questo dispensario diamo la possibilità alle donne che devono partorire, ai bambini che stanno male, di essere curati attraverso anche medici africani che noi cerchiamo di aiutare, di formare. Siete in tanti? Siamo, in questo momento ci sono 8 volontari che stanno lavorando insieme ai ragazzi africani che sono tornati, perché noi cerchiamo di attuare una sorta di cooperazione circolare, cioè i ragazzi migranti che sono arrivati in Italia dopo essersi formati tornano nei loro paesi e cercano di aiutare i loro conterranei e noi li accompagniamo andando in Africa, fermo restando che quando noi andiamo in Africa riusciamo a crescere molto di più. Non è vero che si migra solo verso nord, anche migrando verso sud si impara tanto, si guardano i bambini poveri che magari non hanno le scarpe e camminano senza scarpe, si guardano le donne che probabilmente muoiono perché non riescono a partorire. Quindi tu vai in Africa per dare qualcosa, ma in realtà l'amore degli africani, il sorriso degli africani riesce a darti molto di più. Che bello questo, detto da Agostino Sella, presidente dell'associazione Don Bosco 2000. Le volevo chiedere una cosa che è un po' una banalità, ma non tanto. Siamo in un periodo terribile di guerra in Ucraina, difficoltà nella tregua in Medio Oriente. Perché dobbiamo ancora pensare di aiutare l'Africa? Perché in Africa purtroppo non si parla delle guerre che ci sono, ma in questo momento ad esempio c'è una sorta di guerra civile tra 3 paesi come Niger, Burkina Faso e come Mali, hanno una guerra civile interna dove ci sono centinaia di morti al giorno e di cui non si parla. Di cui non si parla, ieri certo. O l'altro ieri in Nigeria sono stati uccisi 300 cristiani all'interno di una scuola. Di tutto questo nel Sud Sudan ci sono stati più morti della Palestina, però non si parla di questo perché sono delle guerre civili dove probabilmente non si ha interesse a fare. È che è in guerra con il Sudan o con... No, nel Sudan c'è una guerra civile interna tra le fazioni interne che poi provoca anche una serie... e quando ci sono queste guerre arrivano i migranti, perché il vero motivo per cui arrivano i migranti in Europa è perché scappano dalla povertà e dalla guerra. Quindi spesso non dipende dai governi se arriva qualcuno o non arriva qualcuno, ma dipende dalle condizioni sociali e politiche che ci sono in questi paesi. Quando scoppia la guerra civile i ragazzi scappano e cercano di arrivare in un mondo migliore. Ancora più meritevole il vostro intervento. Grazie e buon lavoro ad Agostino Sella, presidente dell'associazione Don Bosco 2000. Facciamo una breve pausa, poi prima della chiusura ancora uno spazio con Luca Ciliberti sui quotidiani italiani. Buongiorno Sicilia. Si rinnova. Più informazione. Notizie in tempo reale. I telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione.
con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Buongiorno Sicilia, pillole di informazione con Luca Ciliberti. Allora Michele, l'abbiamo detto prima, vediamo questa storia della famiglia nel bosco che sta dividendo l'Italia, perché Esatto. ci sono, insomma, il racconto è questo, i figli di oggi ovviamente, i figli tolti alla famiglia, insulti e minacce alla giudice, l'abbiamo visto, questo è il Corriere della Sera, i bambini vogliono tornare a casa perché ovviamente sono senza i genitori, polemiche tra una parte della destra e i magistrati, perché questo è il racconto invece politico. Oggi ci sarà la relazione del ministro Nordio, questa è la famiglia riscontrati Perché ovviamente. la magistratura per chiarirlo ha tolto i figli. Perché non ha riscontrato, diciamo, le condizioni igienico-sanitarie e educative. Per contendere. Sì, I figli devono essere obbligatoriamente secondo le regole del nostro paese oppure possono vivere come decidono i genitori? Esatto, e questo è diciamo, il dibattito per linee generali. Ora anche altre famiglie, questo non è stato detto e viene fuori oggi, hanno paura perché sembra che in questi boschi non siano soli questi, ma ci sia una vera e propria comunità, circa una trentina di famiglie, si chiamano naturisti. Temono di non essere compresi, temono di non essere capiti. Il papà ovviamente difende i bambini, cioè non dormono più dallo stress perché sono in comunità, abituati a vivere in quel modo, stiamo parlando di bambini molto piccoli, questo è il racconto della Stampa, secondo appunto tutto il racconto delle famiglie naturiste, e poi a difesa di questo mondo c'è la destra perché appunto raccontano che ci sono giornate a ritmo di natura, consumismo, eccetera, lo stiamo vedendo appunto là in pagina. Problema serio, problema aperto, al di là adesso degli schieramenti politici, perché in realtà effettivamente nessuno sa qual è la soluzione definitiva e a quanto pare ce n'è più di una. Senti, prima di chiudere però un attimo solo questo. Morta Ornella Vanoni, lo sappiamo, ieri la Camera Ardente, per Ornella Vanoni migliaia in coda alla Camera Ardente nella sua Milano, quindi un abbraccio generale di tutto il mondo dell'arte, della musica, ma anche di gente comune che ha visto ovviamente e che vede nelle canzoni di Ornella Vanoni, insomma, una grande artista. Oggi ci saranno i funerali. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, appuntamento alle 13:26 con il telegiornale di Antena Sicilia.